Crisi e disoccupazione hanno reso incerto il futuro di molti giovani, ma il Veneto non ha nessuna intenzione di smettere di sviluppare le loro competenze, il loro potenziale creativo, i loro sogni. La crescita del nostro territorio è affidata alla possibilità di creare con nuove idee, nuove imprese. Per l'assessorato ai servizi sociali della Regione è proprio la creatività e la voglia di fare impresa alla base del secondo meeting dei giovani 2012. Appuntamento a Caorle lunedì prossimo. Già più di 2000 gli studenti che da tutta Italia hanno prenotato. È una sfida, vede, 23-24% di disoccupazione giovanile in Veneto, quasi 200.000 cassaintegrati. È cambiato il mondo da settembre 2008 e i giovani cercano sempre di più, come nelle parti peggiori del paese, il posto pubblico. Noi vogliamo farli reagire e vedrà che tra qualche anno, tra questi giovani che hanno avuto dalla Regione Veneto lo start-up per partire, saranno i nuovi grandi imprenditori. Durante il meeting verranno premiati i progetti dei 3 bandi promossi nel 2011 e finanziati dal Ministero della Gioventù sui temi dell'imprenditorialità, della creatività nel cinema e della partecipazione alla società civile. E non mancheranno le novità, con la presentazione dei nuovi bandi per il 2012 per il cinema, per la musica, per la cittadinanza e per il Crea Lavoro. Sul Crea Lavoro uno partecipa con un proprio progetto e se sarà selezionato si figuri che saranno dei grandi imprenditori e quei ragazzi che hanno vinto l'anno scorso a giudicarli. Questi avranno 50.000 euro per partire con la loro impresa. Le speranze per molti giovani veneti ora si possono concretizzare. L'anno scorso, vede, sono arrivate 71 sceneggiature, nessuno sapeva che 71 giovani erano capaci di scrivere una sceneggiatura in Veneto. Uno ha vinto e quello che ha avuto la menzione di merito, il secondo è stato preso da un produttore indipendente.